Ciao a tutti amici di Dolomiti e Bambini, benvenuti in questo nuovo video e nel nostro canale. Intanto tanti auguri per questa Epifania. Oggi è il 6 di gennaio, ultimo giorno di queste lunghe vacanze di Natale. Nonostante la giornata nuvolosa ne abbiamo approfittato lo stesso per fare un'altra camminata. Ci troviamo in Cansiglio, precisamente abbiamo lasciato la macchina vicino alla Malga Valmanera e adesso percorreremo un bel giro ad anello con partenza e ritorno proprio qui. Quindi partiamo. Una volta lasciata la Malga si prende la strada asfaltata che parte proprio di fronte, quella che abbiamo appena percorso in macchina per arrivare, e torniamo un attimo indietro da questa parte. Alla prima curva si trovano questi cartelli, quindi si svolta nettamente a sinistra seguendo l'antico Troi dei Cimbri. Quindi proseguiamo da questa parte. Dopo circa 2,3 km si arriva in questo punto dove c'è una strada che prosegue sia a destra che a sinistra. Bisogna tenere la sinistra e continuare da questa parte. Il sentiero, che praticamente è sempre una strada larga, fino adesso è stata sempre pianeggiante o in leggerissima discesa, quindi praticamente fatica non ne abbiamo fatta. Stiamo solo camminando in mezzo a tutto questo bianco che è veramente fantastico. Peccato solo per il cielo. Dopo poco quel bivio si trova l'unico tratto in salita del giro e non dovrebbe essere molto lungo. Dopo 3,6 km si arriva a questo bivio, dal quale adesso teniamo la destra seguendo le indicazioni per sentiero naturalistico B, quindi da questa parte. Allora, praticamente da dopo quel bivio che vi ho detto inizia la salita, alla faccia ci siamo fatti 250 metri di dislivello e nonostante siamo più alti, qua di neve sembra non esserci, quindi siamo passati dall'inverno al pieno autunno. Comunque adesso stiamo ricominciando a scendere e dovremo prima o poi ricongiungerci con la strada che stavamo facendo prima. Intanto andiamo. Ad un certo punto, volendo, il sentiero proseguirebbe ancora, ma il giro diventerebbe
molto più lungo. Noi invece adesso teniamo la destra, cartelli non ce ne sono, ma seguiamo solamente questi segnavia bianchi e rossi che ci sono sugli alberi. Che avventura, ragazzi! Per fortuna esistono le mappe outdoor e adesso è tornata la neve. Terminata la discesa si arriva ad incrociare questa strada e si tiene la sinistra per tornare di nuovo alla Malga. Ad un certo punto abbiamo ripreso il sentiero di andata, che è quello che stiamo percorrendo ancora adesso, e praticamente siamo ritornati alla Malga, che è quella alla destra. Come vedete siamo tornati a Malga Valmanera, il giro è stato veramente bello, ci siamo affidati però soprattutto a un'applicazione outdoor perché qui in Cansiglio, come si sa, le segnaletiche sono praticamente inesistenti, quindi se uno non si vuole perdere meglio avere una traccia sul telefono. Comunque per fare tutto il giro alla fine abbiamo percorso quasi 11 km con un dislivello di 318 metri. Adesso da qui ci spostiamo perché purtroppo non c'era più posto e andiamo a mangiare qua vicino. Come al solito, se vi è piaciuto questo video un bel like, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella così sarete sempre avvisati quando esce un nuovo video. E anche per questa volta è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!